Le conoscete e come le chiamate nella vostra regione? In Sicilia sono le frittatine al sugo. È una ricetta delle nonne, molto economica, molto facile, ma assolutamente golosa. Inizio rompendo le uova in una ciotola. Metto sale e pepe nero macinato. Inizio a lavorare con la forchetta. Adesso aggiungo formaggio grattugiato per dare profumo, un po' di basilico. Potete scegliere prezzemolo o menta se preferite. L'ultimo ingrediente è la mollica di pane. Qualcuno utilizza il pan grattato secco. Nella mia famiglia abbiamo sempre preferito la mollica più fresca. Può essere anche il pane di 2-3 giorni che potete tritare o grattugiare magari dopo aver tolto la crosta. Qui andiamo un po' ad occhio. Inizio mettendo 4 cucchiai di mollica e poi vediamo se ne serve ancora. Se usate il pan grattato secco, aggiungetelo davvero poco per volta, con attenzione, perché tende ad asciugare il composto ancora di più. Questa è la consistenza ideale perché vogliamo ottenere delle frittelle molto morbide, spugnose, soffici, e quindi ecco il composto. Non deve colare a picco, quindi essere molto liquido, ma nemmeno troppo asciutto, quindi troppo mollicoso. In un minuto abbiamo già finito e possiamo andare a friggere. Prima di pensare alle frittelle conviene preparare anche il sugo, sarà semplicissimo. Olio di oliva, aglio e peperoncino fresco raccolto in giardino. Se avete piccoli a tavola magari evitate. L'olio si è insaporito, aggiungo la passata. Aggiusto di sale, basilico. Fiamma dolce, coperchio socchiuso, lo lasciamo andare per quei 10 minuti che ci daranno il tempo di preparare anche le frittelle. Per friggere questa volta non uso un olio di semi, ma uso l'olio di oliva, quello di casa. L'olio è caldo e per dare forma alle frittelle non faccio altro che prelevare un bel cucchiaio di composto. Prima di girarle aspetto che il primo lato diventi ben dorato. Eccole pronte. Aspettiamo solo il tempo che prendano colore, anche perché ultimeranno la cottura nel sugo. Nonna Carmela queste frittelle le chiamava pisci d'uovo e non le metteva nel sugo, le piaceva mangiarle così. Elimino l'aglio e posso inserire nel sugo le mie frittelle. Dobbiamo dare il tempo di assorbire il profumo e il sapore della passata. Basteranno comunque direi 8 minuti. A metà tempo, con molta delicatezza, li giro. Questa volta ho fatto poche frittatine, ma visto che sono buonissime, vi posso consigliare di raddoppiare almeno le dosi perché andranno letteralmente a ruba. Io corro a tavola, ma vi invito ad iscrivervi al canale se vi piacciono le mie ricette per farmi compagnia. Vi mando anche un grosso abbraccio. Ciao da Valentina!